A questa seconda onda ha fatto seguito una terza onda, che è già partita, che è un po' lo stato attuale, che è quello di combinare la mobilità fornita operai, in realtà sono due attori, questo è uno dei progetti europei, che è il progetto Smeropolis, che in realtà hanno un problema di risolverlo anche in un tempo abbastanza veloce. E chiaramente stanno pensando come utilizzare questo robot per fare le foto. Allora la novità qual è? È il fatto di prendere letteralmente il robot per mano, cioè per l'utente dell'organo terminale, di portarlo e fare quella direzione. E riguarda la possibilità, come vedete, che cos'è che contraddistingue, al di là della terminologia tecnica, controllo di impellenza dello spazio scomodo interno, io lo posso generare in totale sicurezza. Cioè il robot sente la presenza dell'operatore e quindi reagisce alle forze e quindi diventa anche meno pericoloso. Quindi c'è maggiore confidenza da parte nell'utilizzare. Il sistema di controllo è tale che si adatta alle caratteristiche inerziali, perché magari un conto la pressione che può esercitare uno studente, un conto la pressione che può esercitare un'altra studentessa. Quindi il robot si adatta da un punto di vista ergonomico alle esigenze dell'operatore e quindi questo è un requisito essenziale che riguarda lo sviluppo di quelli che, diciamo, si parla tanto di industria 4.0, digitalizzazione, ma al di là della componente digitale, sarà che io ovviamente essendo un docente di controlli automatici ho una certa deformazione, per cui penso che i problemi di controllo del sistema meccatronico, il fatto di mettere al di là della digitalizzazione, sia il fatto che questo robot, grazie ai sensori, sente la presenza e si adatta al sistema fisico.